Ti spezziamo le gambe. Era una delle minacce fatte per un debito ad un architetto vicentino da parte di due pittori edili, padre di 81 anni e figlio di 53, residenti a Malo. A scoprirli in flagranza di reato nella zona commerciale di Costa Bissara, durante una consegna di 500 euro, sono stati militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza. Nella loro vettura i due, che sono stati arrestati, avevano lasciato ben in vista sui sedili due bastoni per intimorire la vittima. L'architetto era da tempo sottoposto a continue minacce da parte dei due imprenditori, in un caso anche con una pistola appoggiata su una scrivania. L'81enne al momento della perquisizione in casa delle Fiamme Gialle ha consegnato spontaneamente una busta con oltre 10.000 euro. Il fiuto delle unità cinofile ha però permesso di trovare altri 80.000 euro in vari contenitori nascosti, ad esempio dentro una calzatura, e un rotolo con rubini, zaffiri e brillanti, il cui valore non è stato ancora quantificato. Sequestrati anche numerosi pizzini riguardanti altre estorsioni e due vetture di lusso, una Ferrari Testarossa e una Mercedes Coupé 500. In casa l'anziano teneva inoltre varie armi da fuoco, una pistola semiautomatica, un revolver a tamburo e 5 fucili da caccia messi a disposizione dal fratello, che è stato denunciato per omessa custodia. Padre e figlio sono agli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni.